Il sindaco Marco Zambuto ha definito la conferenza stampa di oggi una giornata storica per la città di Agrigento. Sul tavolo della sala giunta infatti sono stati poggiati il cartaceo dei 27 progetti tra 21 PISU e 6 PIST presentati dall'amministrazione comunale alla regione siciliana che dovrebbero cambiare il volto e rilanciare Agrigento nel giro di pochi anni. Vi sono anche quelli, 2 per la precisione, che non sono stati ammessi a finanziamento. Si tratta di progetti cantierabili, di cui 7 sono stati già finanziati e prossimamente si procederà alla gara d'appalto. Tra i progetti PISU già esecutivi vi sono le piste ciclabili a San Leone, il sistema informatico comunale ed il centro reti integrate dei servizi sociosanitari. Si attende invece il decreto per la riqualificazione della via Atenea di Piazza Pirandello e di alcune zone interne del centro storico nei pressi di via Saponara. Tra le operazioni PIST vi sono il progetto esecutivo del completamento del museo civico ed il collegio dei Domenicani. Altri progetti riguardano il settore dello sport con la riqualificazione della palestra coperta di Villa Seta ed il recupero definitivo del campo scuola di atletica leggera. Il sindaco Marco Zambuto è visibilmente soddisfatto. Abbiamo disegnato il futuro di questa città. Questi progetti vengono fuori dal piano strategico, da un lavoro complessivo che era stato fatto con tutto il territorio, con tutti gli operatori e gli attori, diciamo, sociali di questa città, e che hanno trovato nella realizzazione poi, diciamo, di questi progetti il loro momento definitivo e nella partecipazione a questi bandi il momento in cui recuperare i finanziamenti. Dicevo, in anni difficili in cui non avevamo i fondi per poter dare incarichi all'esterno e in cui abbiamo dimostrato capacità progettuale attraverso l'ufficio tecnico, gli uffici tecnici comunali, che quindi hanno superato anche questa prova, dimostrando come questo territorio è nelle condizioni di poter gareggiare e competere con tutti i territori della regione siciliana. E domani mattina Marco Zambuto parteciperà a Brindisi al congresso nazionale dell'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, e nel corso dei lavori presenterà un importante progetto per il municipio di Agrigento. L'ufficio tecnico di Agrigento informatizzato interloquirà con i cittadini, con gli utenti attraverso sistemi informatici e questa è una primissima novità in tutto un piano nazionale rispetto al quale con grande determinazione siamo riusciti a determinare questa novità che porteremo all'ufficio tecnico nelle prossime settimane.